Qui a Noale, il luogo dove abitiamo, c'è una realtà, ci sono diverse realtà, c'è quello dell'incrocio di Via Valli, ma adesso siamo all'incrocio tra la Noalese Sud e Via Stretta, che è alle nostre spalle, dove si sono verificati negli ultimi anni decine e decine di incidenti, dove l'amministrazione comunale, adesso sentirete qui l'assessore Livio Malvestio, si è prodigata per presentare in regione vari progetti al fine di creare una rotonda o quantomeno in via di urgenza mettere in sicurezza quest'area, questo incrocio, questa zona, perché qui attraversano persone anche anziane e fare il bersaglio al traffico che vedete che scorre alle nostre spalle non è proprio il massimo. Quindi io mi auguro che in regione si trovi maggior sensibilità di quella che gli amministratori locali finora hanno riscontrato. Ci sono dei tecnici che, io mi vergogno a dirlo, ma avrebbero detto che per fortuna non ci sono stati ancora tanti morti o morti da giustificare un'azione di priorità nell'intervento, e quindi dice il progetto di questa rotonda o anche della messa in sicurezza al momento può aspettare. Non è una risposta accettabile. Se io sarò in regione metterò tra le questioni prioritarie questo aspetto per dare una mano all'amministrazione locale, al sindaco Stefano Sorino e soprattutto all'assessore, ripeto, alla viabilità Livio Malvestio che è accanto a me, di poter sbloccare questa situazione. Non può essere la burocrazia che frena la sicurezza. Dobbiamo muoverci con sicurezza sia come persone sia come trasporto di merci. E qui la sicurezza non c'è. Livio Malvestio. Noi abbiamo un grosso problema qui a Noale. Abbiamo circa 2,5 km di Noalese, strada regionale, che è molto pericolosa e che noi vorremmo mettere in qualche modo in sicurezza, perché siamo già stati 2 o 3 volte in regione, abbiamo parlato di una rotatoria qui, capito che i tempi sono lunghi perché i tempi della progettazione, costi, espropri e compagnia cantante, per cui noi abbiamo deciso almeno mettere in sicurezza l'uscita da Briana, perché qui a 100 metri ci sono le scuole elementari, escono bambini con i propri genitori e non vorrei che succedesse quello che è successo qualche anno fa qui nella Noalese, perché ribadisco, qui negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto più di 20 incidenti con 25 feriti anche gravi, per fortuna non mortali, ma io di certo io con l'amministrazione e il sindaco siamo d'accordo non aspettare ovviamente estreme conseguenze per non prendere le decisioni che vanno prese, quindi sicuramente l'opzione della rotonda rimane l'opzione A, però noi abbiamo anche necessità di installare un impianto semaforico che possa consentire alle famiglie, alla gente di uscire in tranquillità senza rischiare di avere conseguenze gravi in sostanza. Io ringrazio l'assessore Malvestio per questa disponibilità, per la chiarezza e anche per aver informato i cittadini di Briana e di Noale, perché è importante che ci sappiano che si sta facendo una cosa estremamente importante, ma in regione non può esserci una risposta burocratica, un no del tipo che abbiamo sentito. È vergognoso. Non si può dire aspettiamo l'incidente mortale perché allora facciamo l'intervento. L'abbiamo detto e di più. Io mi sto candidando anche per queste elezioni del 23-24 novembre, metterò tra le priorità questo aspetto, la sicurezza nella viabilità, perché la sicurezza vuol dire vita, vuol dire preservare noi, i nostri cari, i bambini soprattutto vicino alle scuole, da un rischio che si può evitare. Questo è importante che oggi si ricordi. Un'altra cosa che devo dire, chiederemo sicuramente un altro appuntamento a Veneto Strade entro Natale e lì andremo con i flussi di traffico, quindi ci saranno dei dati oggettivi che dimostreranno la necessità di intervenire qui all'incrocio a Briana.